Buongiorno a tutti, probabilmente la preghiera degli interventi precedenti ha già detto tutto o quasi nella profondità del senso e del significato. A me è stato chiesto da Caritas Diocesana di Udine di inquadrare però ciò che è avvenuto 50 anni fa anche nel percorso della Caritas, su 50 anni anche per lei, e quindi su, come vedete dal titolo del contributo che mi è stato richiesto, di alcuni dei pilastri principali dell'attività della Caritas, che vedete appunto nel titolo della relazione. Io che sono di scuola un po' mattiniana, molto indegnamente mi faccio sempre scrupolo di seguire le cose che mi vengono chieste. Ovviamente poi però arriverò in coda a dire qualcosa di ciò che fu per me essere qui, che è la cosa che mi porta nel cuore, ovviamente. Io mi ero promesso anche 5 anni fa di non fare più né lezioni né relazioni, e è stata una buona scelta per dare spazio ai giovani, dare spazio a gente più brava di me, perché la voce mi sta un po' abbandonando, gli occhi mi stanno un po' abbandonando, la schiena mi sta un po' abbandonando, per cui io mi facevo punto d'onore di parlare sempre in piedi, sempre guardando la gente e sempre con una voce partecipata. Adesso non posso più fare nessuna di queste tre cose, ma voi mi perdonerete per i Friuli e solo per i Friuli, nel senso di queste giornate faccio volentieri un'eccezione. Allora, come vedete dal titolo mi si chiede così un cenno sull'enorme tema del volontariato. Proviamo a fare un po' il punto oggi, qualche battuta, qualche parola. Innanzitutto proprio Friuli mi ha anche l'esperienza qui mi ha insegnato a ricordare che quello che oggi, o da qualche decennio, chiamiamo volontariato, è sempre esistito tra le nostre comunità, tra la nostra gente, in forme diverse, con espressioni diverse. E quando qui gli anziani me raccontavano nelle piccole frazioni dove ho vissuto che quando loro erano giovani e c'era un malato da portare giù a Udine all'ospedale, e subito magari l'unica famiglia che aveva il cavallo o il carretto pronto lo metteva sempre comunque a disposizione, oggi lo vogliamo chiamare volontariato? Oppure quando automaticamente si vedeva qualcuno col pane bianco in giro, si diceva: chi è malato? Hai bisogno di qualcosa? Perché il pane bianco è un qualcosa di più. Queste forme che fanno parte della nostra storia, che vanno tenute vive da qualche decennio, più o meno proprio da questi periodi, diciamo alla fine degli anni 60, anni 70, sono state un po' messe sotto l'ombrellone del termine volontariato, termine bello, importante, che sta segnando il percorso della nostra gente e certamente della nostra Chiesa, in cui la Chiesa ha avuto ed ha un ruolo importante. Proprio in quegli anni c'erano dei momenti anche nazionali di grossa, chiamiamola, condivisione, per definire un pochino meglio questo proliferare di nuove iniziative, no? Pensiamo alla forma di solidarietà precedente, erano diverse, non diciamo migliori o peggiori, ma certamente diverse. E allora sono stati poi prodotti tutta una serie di testi, grazie a Dio, non scritti a tavolino, ma basati sull'esperienza. E da mezzo secolo ormai diciamo che il volontariato vero deve essere continuativo, preparato, organizzato, collegato, gratuito, eccetera, eccetera, no? Ci sono codici di comportamento e quant'altro. E queste sono cose ancora vere. Ma il volontariato più maturo deve anche riuscire a cogliere l'evoluzione dei bisogni. I bisogni di una volta non sono più prioritari, magari ancora importanti ma non più prioritari. Ce ne sono altri, più importanti, più urgenti, più difficili a volte da accostare, mi piace usare questo termine piuttosto che servire. Negli anni 80 io dicevo, se non ci sono indovini in sala, nessuno poteva pensare che 10 anni fa, negli anni 70, il tema, il problema dell'AIDS per esempio, o delle dipendenze, soprattutto da droghe, ma non solo, sarebbe divenuto una piaga sociale come era negli anni 80. E così pure che le forme di bisogno sempre esistite avessero avuto ancora quel tipo di espressione. Pensiamo agli anziani soli, alle persone con disabilità, alle persone con disagio psichico, eccetera, eccetera.
Quindi il salto di qualità del volontariato è stato, dove c'è stato, di riuscire a rimodellare la propria crescita, le proprie risposte a una società che cambia. Una società che cambia sempre più velocemente, si apre a nuove situazioni e chiede proprio nuove risposte. Dico 3 titoli perché il tempo è poco per trattare un tema così grande, ma pensiamo a tutta la montagna di ore che il volontariato non organizzato in questo caso investe sul tema della prevenzione. E qui le scienze sociali hanno alzato le mani e dicono giustamente noi non siamo in grado di quantificare, spesso neanche molte ore, ma meno male, ma soprattutto il bene che seminano. Beni che seminano, non parlo della prevenzione avanzata, proprio nello stare con la gente esposta a rischio, nello stare con la gente seminando beni. Questa è un'iniezione di beni per la nostra società e Dio sa quanto ce n'è bisogno. E siamo al tema delle famiglie, si parla sempre della persona con quel tipo di problemi, ma quando io sento storie di mamme che hanno un figlio con un problema di disabilità grave o gravissimo e per tutta la loro vita, giorno dopo giorno, rinunciando pressoché a tutto il resto, sono a servizio del figlio, prima mi alzo in piedi, sto in rispettoso silenzio e poi dico, non è volontaria questa, forse non ci sarà nelle statistiche del censis, in tutte queste cose pure importanti, da leggere e studiare. Però attenzione a non distinguerci tra buoni e i normali, perché non è così, faremo proprio uno sbaglio. Pensiamo anche alle scelte di vita. A volte si dice sei bravissimo perché fai da 20 anni 2 ore di doposcuola tutte le settimane. Sei bravissimo che fai da 20 anni 2 ore di doposcuola tutte le settimane. Ma chi magari fa una scelta di vita totale, partendo magari per dei progetti nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, piuttosto che impegnandosi sul territorio e rinunciando a carriere anche importanti e anche lucrose, per porsi a servizio nell'una o nell'altra forma o modalità, se davanti al primo mi tolgo un cappello, davanti al secondo mi tolgo 2 volte il cappello e dico davvero bravo. Altri temi davvero così importanti, di cui titoli, che però non sono altro, sono i temi della pace con la P maiuscola, e qui con la morte nel cuore dico, forse qualche anno fa non pensavamo di essere ancora oggi in questa situazione internazionale, ma anche sul nostro territorio. Non possiamo dire che c'è serenità, tranquillità, capacità di dialogo, capacità di condivisione, di sedersi intorno a tavolo per rispondere ai bisogni, per costruire un futuro migliore. E allora il tema della pace, attenzione al rischio della suefazione. I scenari cambiano, ma le vittime della non pace ci sono, o della violenza anche nei nostri quartieri, ci sono e ci sono sempre. Tutto quello detto fin qua, la prevenzione, le risposte, l'attenzione, un modo di comportarsi, diritto all'ascolto e quant'altro, sono importanti o importantissimi. Qui rientra la mia scelta di allora, la mia scelta più di adesso, dell'obiezione di coscienza e del servizio civile. Erano altri scenari, altri tempi, eravamo un po' pochissimi, io seguivo anche in Diocesi, senza patriarcato un po'. Un piccolo numero di obiettori della Caritas diocesana di Udine sparsi sul vostro territorio, e anche Pordenone, qualcosina. È stata un'esperienza che a me ha cambiato la vita, qui ci arrivo in chiusura, però importante, che sapete ha preso i numeri che ha preso, ma anche l'evoluzione che ha preso, con tanta positività e anche qualche sfumatura magari rispetto alle motivazioni più profonde che mediamente c'erano allora, ma dopo di me credo che ci sia qualcuno che interviene, sia il direttore di Caritas, ma anche qualche testimonianza che può senz'altro richiamare e sottolineare con me questi temi.
Il rischio di assicurazione, se c'è sul tema della pace, c'è a maggior ragione sul tema della solidarietà internazionale. Il rischio di dire ma tanto non ce la faremo mai. Io ho pianto di ritorno dagli ultimi viaggi in Africa e dicevo tutta la vita spesa questi progetti, mi ha seminato bene, ma cosa cambia davanti a tutti questi bambini che continuano a morire di morbillo, di robe tra virgolette ridicole per noi? E anche qui attenzione al rischio di assicurazione, qui il ruolo di tanti organismi italiani e non è davvero importante. Le fasi storiche sono diverse, lo scenario è diverso, ma il ruolo dei Caritas in questi 50 anni, e non solo di Caritas, perché tutto quel che vedo fin qua, Caritas è sicuramente importantissima, ma è stata affiancata, e ha un suo specifico nella sua storia, ma è stata affiancata da una marea di solidarietà con etichette, titoli e forme diverse. Bella, ben fatta, qualche volta magari un po' meno ben fatta o un po' meno pura nella sua storia, però è importante evitare questo rischio di assuefazione. Il titolo poi apre uno spaccato e arrivo rispetto alla società civile. Non possiamo camminare come fosse in un'autostrada senza dialogare su chi viaggia al nostro fianco e ha le maggiori responsabilità su tutte queste tematiche. Per cui il volontariato più maturo si pone da sempre in sano, costruttivo dialogo con la società civile. Ha una funzione di pressione, di confronto, di indirizzo, di anticipazione spesso sulle risposte, perché è più snello, è più operativo, è più in grado di avviare una comunità di un certo tipo che poi magari l'ente pubblico con la sua macchina riesce a fare un decennio dopo. Tutte queste cose vanno fatte, hanno prodotto risultati, ma sono tanto faticose perché a volte c'è l'ascolto, a volte meno. L'ultima cosa che dico sul volontariato è l'impatto sulla cultura generale. Non ci si rende conto di quanto si semini bene costruendo mattone dopo mattone, giorno dopo giorno, con tante azioni a servizio delle persone più in difficoltà, un modo di vivere, cambiare la società, chiamare la società migliore. Bisogna prendere coscienza che si possono e si devono fare normative, si possono e si devono applicare bene le normative, si possono e si devono approfondire tutte le tematiche, le evoluzioni, ma la coscienza di questo bene che è stato seminato, si semina in questo momento, ovunque, per tentare di andare contro una deriva che, attenzione, sta andando non proprio nella direzione delle cose che stiamo dicendo questa mattina, in generale, e neanche nei giovani, che uno magari si aspetterebbe essere più entusiastico. Un po' di freddezza, un po' di pressamotismo, e in qualche caso proprio un po' di remate contro ci sono diffuse e vanno contrastate. Questo è altrettanto importante quanto fosse il servizio di quella persona con disabilità che sta lassù da sola perché gli è morta la mamma e fino al giorno prima gli faceva tutto. Io chiudo per un punto, quindi poi passiamo alle emergenze, quindi al Friuli. Vabbè, ho avuto anche tutta una batteria di ruoli nel campo sportivo, ma nel campo sportivo nella vita qui la frase è la stessa. Quello che io chiedo chiedevo quando facevo i corsi di formazione, ai direttori, anche ai miei atleti, puoi avere tutto il talento che vuoi, ma se non hai il cuore non scendere in campo con me. E lo dicevo anche ai operatori super professionali della Fondazione del Gnocchi nell'ultima parte della mia vita, curriculum strepitosi, ma se ti rendi disponibile per andare in Swaziland, ascoltami, ragioniamo insieme cosa vuol dire. Non vai giù solo a fare quello che qui sai fare benissimo, come pochi altri forse in Italia, perché lì è richiesto, anche qui, ma a maggior ragione, se sei un terapista della riabilitazione, un educatore professionale, un infermiere o quant'altro,
è richiesto qualcosa di più, qualcosa di diverso, per il quale devi fare un bagno di umiltà e prepararti e andare giù con il cuore in mano, perché il contesto è diverso, la cultura è diversa, il fisico, il biologico è uguale, quello sì, per cui quella fetta di coscienza la metti a disposizione, ma puoi rovinare tutto se non ci aggiungi la conoscenza del territorio, banalmente con le cose organizzative, no? Nel senso che dare la pillola vuol dire guarire, in tanti contesti ancora in Africa non è così, se c'è esigenza di continuità terapeutica, ma anche e soprattutto cerca di capire dove vai, con chi parli, qual è la loro storia rispetto alla salute o sociale, eccetera, eccetera. E questo è il messaggio più profondo che io mi sento di dare a tutti i volontari. Venendo alle emergenze, si dice che in Friuli non c'era ancora la protezione civile, la nostra santa verità. Certamente non c'era come c'è adesso in Italia, che è una delle protezioni civili riconosciute tra i migliori, in assoluto. E bisogna dare atto e ringraziare solo di questo percorso che allora non c'era. C'erano tante altre realtà, ma più isolate, ciascuna. Non è vero che è nato lì il volontariato sulle emergenze, basta ricordare Firenze, una decina d'anni prima, gli angeli del fango, eccetera. Però certamente qui c'è stata una storia, un vissuto che infatti a distanza di 50 anni siamo ancora qui a ricordare. Il mio mantra sul tema delle emergenze è importantissima la prima fase, per certe cose fondamentali, ma le fasi successive sono come attenzione all'uomo e alla donna in difficoltà, forse per lo specifico del ruolo di Chiesa e di Caritas, altrettanto per certi versi più importanti. Io sono andato via da qua nel marzo dell'81, già la data dice qualcosa, insomma, e ho scoperto che più passava il tempo, in qualche modo più c'era sete di presenza, sete di condivisione della situazione. Un mese, ma anche un anno, 2 anni e 3 anni. Poi ci sono i libri tomi di scienza rispetto a queste tematiche, scienze sociali rispetto a queste tematiche, che non fanno che confermare. La piramide dei bisogni primari che si abbassano nei primi giorni, poi tutte quelle. E poi però nel medio termine o nel lungo termine le tematiche dei bisogni di tutti i giorni che non solo restano, ma si amplificano, perché se tutti siamo terremotati, la persona che era anziana sola, i ragazzini in difficoltà, la persona che aveva problemi con l'alcol, eccetera, la persona con disabilità, eccetera, aggiungete con l'elenco, sono molto più in difficoltà. E inevitabilmente nella frenesia dei soccorsi prima, della sistemazione poi, della ricostruzione dopo ancora, non trovano quella priorità di cui hanno bisogno assoluto. Questo è un elemento importante che poi ho rivissuto in tante altre emergenze in Italia e in giro per il mondo. Ed è stata la gioia della mia esperienza, perché stando così tanto tempo, condividendo così tanto tempo, per esempio, solo un esempio, complessivamente giornalistico, un episodio, io sono molto restio a raccontare perché mi sembra quasi di non spirelli, non rispettare le persone con cui le ho vissuto, però cosa buona e giusta. Insomma, nella fase della più acuta della ricostruzione, puoi figurarsi, non c'era bisogno di chiederlo, di sbucarsi le maniche, anzi forse il contrario. Tutti facevano tutto, no? Tentando di capire qual era la priorità, qual era l'esigenza. I ragazzini inevitabilmente, tutti, poi quelli che ho visto, erano lasciati a casa o in piazza. E allora, dopo un mesetto che ero qui, una volta che non ci voleva molto a capire che come capacità di ricostruire, sistemare e quant'altro mi davano 100 a 1, magari come attenzione a quelle persone che avevano bisogno, un accompagnamento, una presenza,
un'animazione continuativa, però uno sforzo per passare l'anno a scuola, eccetera, 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 vedete voi tutto l'elenco che sapete meglio di me, e forse quello era esattamente il luogo dove il Signore mi aveva chiamato in quella fetta della mia vita. E allora io ho affiancato una presenza di chiesa che è stata grande sul territorio, ne ho avuto modo di vederla nei primissimi anni, è stata grande a livello diocesano, perché la mattina io stavo in piazza Petercato per tentare di dare una mano a livello di collegamento. Ne ho organizzati 2 di incontri con tutte le diocesi gemellate. So la fatica che si fa, erano tante diocesi vicine e lontane, piccole e grandi, quelle gemellaggi che andavano benissimo, quelli un po' più faticosi, perché c'è sempre quelle fatiche più nella storia. Chi viene, chi non viene, che io prima che arriva dopo. Però è la ricchezza della Chiesa, in questo caso nazionale, delle altre diocesi e anche internazionali. Io domani, insomma, in questi giorni vado a Valle Montana e mi dicono: guarda, ci sarà anche un volontario di Caritas Austria che era venuto qua in quella volta, che adesso ha 95 anni e riesce a venire per questa occasione a incontrarci di nuovo. Insomma, sono anche queste testimonianze molto belle. E poi, insomma, le emergenze possono essere tutte uguali, è giusto, la protezione civile ne ha, la Caritas ha i suoi, molto diversi, sono importanti, bisogna studiarli, conoscerli e applicarli. Ma poi il Friuli è diverso da altre situazioni. Qui c'è stata una tempistica del sisma che è accaduta in una fase storica particolare e io ho avuto modo di vivere, la fortuna, il dono di vivere con della gente che ha colto, come si diceva nella collega e negli interventi introduttivi, l'occasione del terremoto per riscoprire tutta una sua storia, una cultura, la lingua, un modo di essere, un modo di condividere, un modo di aiutarsi, un modo di costruire il proprio futuro di fronte al quale non ci si poteva che fermare, apprezzare, togliersi il cappello e dire: coraggio, se posso mi do una mano, oppure friulano non so, tentando di non fare troppo danno. Basta citare un esempio, perché giustamente me ne annoiano. Fuori dal Friuli si dice la parola focolare. Non si rende l'idea di cosa è per voi il focolare. La casa, il valore della casa, simbolico, ma più che simbolico, no? Come luogo di vita, di incontro, di storia, io non l'ho trovato da nessun'altra parte, proprio non l'ho trovato da nessun'altra parte. E in un modo buttato fatto, si è preso per tutte le persone, in tutto o in parte, nel senso che non erano riferiti, che spesso non si citano devastanti, poi si è preso le case, e le case, qui da voi di più, non vuol dire solo il posto dove si va a dormire, vuol dire tanto, per certi versi tutti. Io ho sentito i racconti di gente che ha fatto 20 anni in fabbrica, 50 settimane su 52 in Svizzera o in Germania, e dice: le 2 settimane che tornavo a casa con i miei soldini piano piano ho messo via per rifarmi la mia casa, il mio focolare. Che dire, però mi è caduto il terremoto. Voi capite che sono situazioni, insomma, particolari, tipiche di queste zone, e non dimentichiamo un'altra tipicità importante, insomma. Qui scusatemi, mi dice un po', ma prendiamo coscienza di dove siamo in questo momento. Questo momento sapete cosa è successo 50 anni fa, qui o anche nelle strade intorno, qui, questo cibo. Io ho fatto la strada da Atene per venire su e non con la Gemona, perché le emozioni si elaborano al passare del tempo, ma non si annullano. E la risalita, la piove da qua, nei giorni di
11, 12, 13, 14, 15 settembre e seguenti ha segnato la mia vita. Ci veniva a piedi, passando su per il macello, qualche volta anche qualcos'altro. Questo lascia il segno, insomma, lascia il segno perché bisogna passare la voce, ricordando chi era qui dentro questa sera, chi era nelle case vicine, chi era tutto fuori. Vedendo il testimone per uno. Però la capacità di decidere, ricordate l'esodo sul litorale, attenzione che questa è stata una specificità, si è dimenticata nei racconti, ma è stata una specificità drammatica. Io ricordo i pianti devastanti al 16, 17, 18 settembre, quando la gente era messa sul pullman, giù a Lignano, giù in qualche modo, e poi quell'inverno laggiù, senza sapere bene cosa stava accadendo qua su, non tutti, però molti, con tutte quelle fatiche. E poi le fatiche di la ricostruzione, queste le sapete meno di me, non sono certo io a vediamo. Però queste sono emozioni, questa è vita, è storia. E quell'immigrato poi era caduto la casa che a giugno, luglio, agosto aveva cominciato a rimettere insieme le cose, a settembre se l'è vista cadere di nuovo. Insomma, queste sono storie particolari che segnano la vita e che rendono onore alla vostra capacità, voi e tutti quelli che hanno vissuto esperienze analoghe, di reagire, di ripartire. Non mi interessa accodarmi col modello Friuli, sì, va bene, ma il modello Friuli poi parla magari più della bellezza che si fa venendo su adesso a guardarsi intorno, ma poi c'è la gente dietro, è questo che conta, è questo che bisogna dare sempre più spazio. In tutto questo la Chiesa, come dicevo, ha avuto un ruolo importantissimo. Caritas Italiana ha affiancato la Caritas di Udine, grazie anche al suo grande maestro, in qualche modo fondatore vero fu Paolo VI, ma poi affidò le chiavi della macchina della Caritas Italiana a Monsignor Nervo, che ebbe un carisma incredibile, la capacità di arrivare in punta dei piedi, di porsi al servizio, di tentare di capire cosa era successo e come poteva pilotare un po' la solidarietà della Caritas Italiana. Si dice giustamente generaggi, quanto siamo qua a distanza di 50 anni. Fu una delle prime volte, poi ho fatto scuola, non prenderete su questo, perché i centri della comunità, io sono vissuti 4 anni nei centri della comunità, li ho usati la mattina stavo dall'ora di pranzo a notte, ci facevamo di tutto. I centri della comunità, tutte esperienze che hanno fatto scuola, belle, importanti, però non le uniche, no? A fianco di Caritas c'erano tante altre realtà con cui collegarsi, rapportarsi e valorizzare. Tutto questo è possibile perché poi nella vita ci sono maestri. Merkel per me fu certamente uno di questi, ed è bene ricordarlo. Se vogliamo ricordare una persona venuta da fuori, io scelgo lui, tutti voi mi metto in una comune ringraziamento, perché donare gioia è un grande dono che si riceve, no? Io l'ho vissuto proprio questa esperienza. Per quanto riguarda Nerva, è inutile rispolvere, grazie a Dio adesso si sta scoprendo quella figura, c'è un bel numero di librettini che entrano in sede. Avendolo io affiancato non poco, posso citarvi 2 o 3 esperienze, i raccontini. Una persona della sua autorevolezza, col presidente anche vescovo allora, io lo accompagnavo di qui di là e poi lo accompagnai in un lungo viaggio di rientro verso Roma, e io ragazzo di 22 anni, onorato, come si usa dire, però a un certo punto mi chiede timidamente: mi perdoni se mi appisolo 10 minuti? Cioè, ha lavorato 48 ore non stop, lassù, girando, eccetera, e chiede a me, ragazzo che guida, se la perdono se si appisola 10 minuti. Per cui lui poi ha ricevuto una laurea honoris causa, insomma, capacità in dedizione, purezza di intenti, competenze in chiave sociale soprattutto,
devastanti. Quando lo accompagnavo in Africa era sfidante, perché nell'83 in Ghana ci fu una grave emergenza ed era la prima volta che Caritas Italiana riceveva un aiuto, in genere in quel caso dal Ministero degli Affari Esteri, poi è venuto e cooperazione internazionale, vabbè, non entriamo nei dettagli, in genere, e ovviamente pronti via quei generi rischiavano di sparire, per cui riunione con le autorità del posto. Dietro di me, io facevo lì l'accompagnamento di interprete di Giovanni, dietro di me c'erano 4 uomini con Kalashnikov, eccetera, e ammetto che la mia traduzione delle frasi di Nerva, che sostanzialmente gli diceva se non tirate fuori i generi voi siete dei ladri, ho affinato le mie capacità diplomatiche tentando di trovare a casa la pelle. Lui sapeva un po' che non parlava latino e italiano. Traduci quello che ho detto, no? E così fu, quindi anche un grande coraggio, che è lo stesso coraggio che l'ha portato qui in Friuli. Io direi che vado a chiudere perché tante altre cose avete da dire, ma giusto, cosa buona e giusta, tacete un po'. E quindi andiamo a chiudere una frase nel senso del mio essere qui perlomeno. Monsignor Alfredo Battisti ha detto una volta di più quello che è la frase che abbiamo letto sul muro l'8 di la notte del 6 maggio, no? E che a me personalmente ha accompagnato e accompagna la vita. La ricerca del significato, del senso del dolore nel mondo, credo che sia il punto di domanda, l'interrogativo più alto che un uomo si possa e debba porre per tutta la sua esistenza. E certamente chi ha un percorso di fede lo vive in un certo modo, altri in altro, ma è la domanda più sfidante in assoluto. Io ho un cofanetto con una quarantina di commenti e riflessioni di persone che considero tra le più alte. E ho in mente la figura del Papa allora Wojtyła a Tesero, quando venne a celebrare dopo un mese i 400 morti a Stava di Tesero con la frana. Nel silenzio delle Dolomiti, 6 minuti di silenzio totale in ginocchio, e la sua risposta a questa domanda è una domanda su cui si sono arrovellate tutte le menti più uccelse dell'umanità nel corso dei secoli e continuano a farlo, forse senza trovare una risposta, ma bisogna continuare a farlo. E qui a quella domanda, voi sapete che insomma a Moggio Dinese ci fu un anziano che disse a Monsignor Alfredo: non l'ho visto per la notte del 6 maggio, non l'ho visto nei volti di tanti volontari che da tanti mesi stanno qui con me per accompagnarmi nel dolore, nella fatica e nelle prospettive dei pochi anni che mi restano da vivere. Per cui un grande messaggio di speranza, di prospettiva, che va oltre la risposta della rivolta a quella domanda, la risposta della rassegnazione, c'è, ma tenta di cogliere un qualcosa di più alto e di più profondo. Io tutto questo l'ho trovato riassunto, sapete dove? In un centro della comunità, non qui, ma in una delle zone più povere dell'Argentina, è un po' spessato, il centro della comunità, un po' grande, però ci facevano un po' di tutto, scuola, infermieristica, pensione anziani, messa, perché no, catechesi, e zona di campagna proprio contadina, come tanta parte peraltro della zona colpita dal sisma. Era scritto in spagnolo da un contadino proprio col pennarello. Attenzione che, come insegnano i nostri nonni, il raccolto, il buon esito del raccolto, una volta era questione di vita o di morte, o comunque di vita o di miseria, e nelle zone povere è ancora così. Se non hai avuto i frutti, la tua fatica è valsa lo stesso per i fiori. Se non hai avuto i fiori, la tua fatica è valsa lo stesso per le foglie. E se non hai avuto nemmeno le foglie, la tua fatica è valsa lo stesso per l'impegno e la sofferenza che ci ha messo il seme a morire. Secondo me questa frase, nella sua semplicità, fotografa meglio di tante dottrine tutto il senso del nostro accostare le persone in difficoltà. Friuli, il terremoto,
in Italia, nel mondo. E grazie, perdonate la voce, grazie.